Siamo giunti alla quarta corsa dall'Arcoveggio, 5 e 6 anni sul miglio, in 12 al via. 1 Callas Griff, 2 Carastella, 3 Kanaka OP, 4 Castellam Zam Sa, 5 Conan dei Greppi, 6 Centauro Pel, seconda linea, 7 Caspian Mou, 8 Camaro AS, 9 Karatov West, 10 British Matley, 11 Biluleo, 12 Berenice Mag. Cambi di guida: sul numero 3 Kanaka OP sale Davide Cangiano, sul numero 4 Castellam Zam Sa Alessandro Gocciadoro. Macchina che scurva e lascia andare i concorrenti, partiti con la velocità iniziale di Castellam Zam Sa, che conquista la testa mentre perde la partenza e rimane fuori corsa Callas Griff. All'esterno c'è Conan dei Greppi, che però è in terza ruota ora, e gli rientrano bene Carastella e anche dalla seconda fila Caspian Mou, che vanno nella seconda e nella terza posizione, direttamente in schiena a Castellam Zam Sa, che completa intanto i primi 400 metri di gara in 29,5. Si riavvicina intanto Carastella, terza posizione per Caspian Mou, poi Kanaka OP. Al largo cerca di avanzare dopo 700 metri di gara Karatov West gradualmente, trascinandosi British Matley, avvicina Castellam Zam e siamo a metà della penultima piegata. Situazione tattica invariata, con in seconda posizione sempre Carastella, il chilometro completato nell'ordine dell'1:15,2. Fandatura Castellam Zam Sa per cercare di mettere in difficoltà Karatov West, che è uno degli avversari principali, e insiste al sediolo della battistrada quando siamo sulla curva finale. Mantiene il contatto anche Carastella, poi in quarta posizione c'è Caspian Mou, sbaglia invece British Matley, si libera anche numero Kanaka 10, OP, retta British d'arrivo Matley squalificato, con Castellam Zam Sa che allunga facile nel finale per venire a concludere nettamente. Il secondo posto è per una ancora ottima Carastella, che precede Karatov West, che se la sorbisce tutta scoperta all'esterno ed è ancora buon terzo sul traguardo. 1:13,8 il ragguaglio conclusivo per Castellam Zam Sa, interpretato da Alessandro Gocciadoro per conto di Max Castaldo. E per il signor Attilio Savi rivediamo le battute conclusive con il netto primo piano di Castellam Zam Sa in percorso di testa, netta favorita nei confronti di Carastella, che invece era l'estremo outsider del campo. Al terzo posto finisce Karatov West.